Fabrizio Magani è stato nominato direttore generale per l'archeologia, le belle arti e il paesaggio del Ministero della Cultura. La nomina è stata comunicata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri alle Commissioni Cultura di Camera e Senato, affidando così a Magani uno dei ruoli più importanti nella tutela dello sconfinato patrimonio culturale italiano. Lo storico dell'arte è molto noto e stimato in Veneto, dove ha ricoperto incarichi di grande responsabilità. Fra gli altri la direzione della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e per la Laguna. In precedenza era stato sovrintendente per le province di Belluno, Padova e Treviso e per quelle di Verona, Rovigo e Vicenza. In pratica la sua esperienza ha coperto interamente l'immenso scrigno di meraviglie e bellezze del Veneto, ma non solo. Fra le sue esperienze anche quella del progetto Pompei dedicata al sito archeologico campano. Anche su Bassano è presente forte la sua impronta, tanto nel restauro del Ponte Vecchio quanto nella lunga e complessa vicenda della centralina di Via Pusterla.